Sono il professore Angelo Emanuele Intorre, insegno lettere all'Istituto Malerba di Catania e per il Maggio dei Libri abbiamo pensato di invitare la scrittrice di Acireale, Maria Pia Basso, che è stata tante volte ospite della nostra scuola. Il nostro desiderio, il desiderio di ogni genitore, il desiderio di ogni educatore, di ogni professore, che i ragazzi volino. Ecco perché abbiamo scelto Elica. È la metafora del ragazzo che cerca di andare al di là delle proprie conoscenze, delle proprie possibilità, per scoprire un mondo che magari lo circonda e di cui lui non si rende conto. E quindi l'attenzione agli altri, l'attenzione all'ambiente, il rispetto dell'ambiente e degli altri, come messaggio che possiamo cogliere da questo libro. Grazie al professore Intorre, è un piacere ritrovarmi qui alla Malerba ormai per diversi anni consecutivi. Elica nasce soprattutto per far conoscere ai bambini e ai ragazzi l'utilizzo della tecnologia in ambito vulcanologico e poi per farli avvicinare al territorio. Quindi il discorso riguarda l'operato all'interno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che cosa fanno i ricercatori e gli scienziati e perché il drone viene da loro utilizzato. La personificazione mi ha consentito poi di avvicinare lo strumento di tecnologia al bambino, e quindi Elica è quel bambino che spicca il volo, che comincia con una prima missione importante sul cratere di nord-est dell'Etna, supportato dall'adulto. L'adulto che è il pilota, che è colui che crede in lui e che lo aiuta a superare le normali paure, le reticenze che lo avevano attanagliato prima del compimento della missione. E poi c'è un messaggio finale, che è quello dell'amicizia, del contornarsi di amici, di non essere esclusivi nei rapporti sentimentali, nei rapporti amicali, ma cercare di spaziare, quindi dare la possibilità a tutti i ragazzi di essere amici di tutti.